Il mostro del tempio. Tanto tempo fa, in un villaggio sulle montagne del Giappone, viveva un contadino con la moglie e tanti figli. Era una famiglia molto povera, perciò tutti i bambini dovevano lavorare nei campi appena erano in grado di farlo. Ma il figlio minore, di nome Kami, era troppo piccolo e gracile per fare un lavoro così faticoso. Visto che era molto intelligente, i suoi genitori decisero di fargli fare il monaco. Perciò un giorno portarono Kami al tempio e chiesero al monaco più anziano di prendere il bambino con sé. Kami imparava presto quel che gli insegnavano i monaci, ma aveva un grande difetto. Invece di studiare, preferiva disegnare gatti. E lo faceva anche in posti proibiti, come i bordi dei libri sacri, o sui paraventi, sui muri e sulle colonne del tempio. E anche se il suo maestro lo sgridava continuamente, lui non riusciva a smettere. Era più forte di lui, perché Kami era un artista nato. Il bambino visse e studiò nel tempio per 7 lunghi anni, finché un giorno il suo maestro gli disse: Kami, qui non possiamo insegnarti più niente. Temo che non sarai mai un buon monaco, ma forse potrai diventare un ottimo artista. Adesso vai. Ma prima di lasciare questo tempio, ascolta attentamente quello che sto per dirti e non dimenticartene mai. Alla notte evita i grandi spazi, ma stai in quelli piccoli. Mentre si allontanava dal tempio, Kami ripensava alle parole del suo maestro. Che cosa significavano? Ma poi non ci pensò più, preoccupato com'era di cercarsi un rifugio. A casa non poteva tornare, erano troppo poveri per mantenere anche lui. E allora? All'improvviso si ricordò del tempio di Nikoto, a circa 10 miglia da lì. Forse là i monaci gli avrebbero permesso di restare. Il bambino si avviò, ma purtroppo non sapeva che il grande tempio di Nikoto era stato chiuso. Infatti, parecchi mesi prima, in un tramonto nebbioso, era comparso un gigantesco e mostruoso topo, e tutti i monaci erano fuggiti terrorizzati dal tempio. Da quell'orribile sera, almeno un centinaio di guerrieri erano andati al tempio per cacciare il mostro, ma nessuno era più ritornato. Quando Kami arrivò a Nikoto, era scesa la notte e c'era un gran silenzio. Fuori dal tempio erano accese una fila di lanterne. La gente dei dintorni diceva che erano luci infernali, accese dal topo maligno per tentare i viaggiatori. Ma Kami non sospettava nulla, naturalmente, perciò salì tranquillamente le scale del tempio. Vide che non c'era nessuno, ma era così stanco che si sedette lo stesso, in attesa che qualcuno si presentasse. Kami notò che c'era polvere dappertutto in quell'enorme tempio e le colonne erano piene di ragnatele. Beh, se non l'avessero accettato come novizio, avrebbe potuto lavorare lo stesso come ragazzo delle pulizie. L'idea gli piacque e lo mise di buon umore. Quando poi scorse dei grandi paraventi bianchi e una scatola di inchiostri e di pennelli, fu addirittura felice. Stette per ore a dipingere i suoi gatti sui paraventi del tempio. Poi, poco prima di mezzanotte, si sdraiò sul pavimento per dormire. Stava quasi per addormentarsi quando si ricordò le parole del suo maestro. Alla notte evita i grandi spazi, ma stai in quelli piccoli. In un attimo Kami fu completamente sveglio. Nell'enorme tempio c'era un assoluto silenzio e il bambino cominciò ad avere paura. Si guardò intorno in cerca di una stanza più piccola dove poter dormire al sicuro. In un angolo del tempio trovò una stanzetta vuota, chiusa da una porta scorrevole.
Cami vi si infilò, raggomitolandosi in un angolino per terra come un gatto. Si addormentò subito, ma di un sonno leggero. Un'ora prima dell'alba, un'ombra gigantesca si stagliò sul muro del tempio e le lanterne si spensero di colpo. Pochi minuti dopo, Cami si svegliò di soprassalto al suono di spaventosi stridii e di sibili furibondi. Il bambino si rannicchiò in un angolo terrorizzato. Non osava sbirciare fuori e non osava quasi neppure respirare. Quegli orribili suoni crebbero di intensità fino a scuotere tutto il tempio. Poi, all'improvviso, tutto tacque. Nel lunghissimo silenzio che seguì, Cami rimase immobile nel suo angolino, senza osare muoversi, finché i primi raggi del sole illuminarono la stanzetta. Finalmente il bambino si mosse e, senza far rumore, sgattaiolò dalla stanza. Nell'enorme tempio, ai piedi dei paraventi, giaceva, in una pozza di sangue, un topo mostruoso e gigantesco, grande quanto 20 gatti. Cami era tanto sbalordito che gli ci volle un bel po' prima di accorgersi che le zampe e la bocca dei suoi gatti, cioè quelli che lui aveva disegnato sui paraventi del tempio, erano sporche di sangue. I gatti erano riusciti dove 100 guerrieri avevano fallito. Avevano ucciso il mostro. Ma ora era tutto finito e Cami finalmente si rilassò. Con un sorriso ai suoi gatti, pensò con gratitudine alle parole del saggio abate che gli avevano salvato la vita. Mignolina. C'era una volta una donna sposata che avrebbe tanto voluto avere un bambino, ma dopo diversi anni di matrimonio aveva quasi perso ogni speranza. Come ultimo tentativo andò da una vecchia e saggia donna. «Per favore, aiutami, vorrei tanto avere un bambino». «Beh, non dovrebbe essere difficile», rispose la vecchia signora. «Pianta questo chicco di grano e vedi un po' quel che succede». La donna, un po' perplessa, andò a casa e piantò il chicco di grano. Nella calda aria primaverile la pianticella crebbe in fretta, ma non era una pianta di grano. Era un bellissimo fiore con un solo bocciolo dai petali rossi e gialli. Il fiore era così splendido che la donna lo prese delicatamente fra le mani e lo baciò. Subito il fiore si schiuse, scoprendo all'interno una minuscola e bellissima bambina, anzi una delicata giovinetta, grande però quanto il mignolo di una mano. La donna era al 7° cielo. «Ti chiamerò Mignolina», esclamò deliziata. Le fece un lettino con mezzo guscio di noce e la coprì con un petalo di rosa. La donna e la fanciulla vissero mesi incantevoli nella loro casetta di campagna e mentre la donna lavorava in cucina o nel giardino, Mignolina le cantava canzoni dolcissime o le raccontava storie affascinanti e le ore passavano piacevolmente. Ma quella felicità non doveva durare a lungo. Una notte, mentre Mignolina dormiva nel suo guscio di noce, entrò dalla finestra aperta una vecchia rospaccia che, vista Mignolina, gracidò: «Com'è bella!
Sarebbe una meravigliosa sposa per mio figlio. E preso il guscio di noce fra le zampe, saltellò via verso un'ansa paludosa del fiume. Guarda cosa ti ho portato, disse mamma Rospo al figlio. Non è carina? Il figlio, brutto quasi quanto la madre, vedendo Mignolina fece dei grandi versacci di apprezzamento. Fai piano, la sveglierai, lo zittì la madre. Vai piuttosto a costruirle una casa mentre io mi assicuro che non scappi. La vecchia Rospa raggiunse a nuoto una ninfea proprio in mezzo al fiume e vi depositò Mignolina ancora addormentata. Il mattino seguente la fanciulla si disperò nel trovarsi a galleggiare su una ninfea in mezzo al fiume. Poi ricevette la visita del Rospo e di sua madre. Questo sarà tuo marito, gracidò la vecchia Rospa. Appena la casa di fango sarà arredata, vi sposerete. E detto questo se ne andò col promesso sposo. Mignolina scoppiò a piangere. Non voleva sposare il Rospo e non voleva vivere in una casa di fango. Ma per fortuna vennero in suo aiuto i pesci del fiume, che non appena ebbero sentito quel che era successo, rosicchiarono il gambo della ninfea e la fanciulla poté tranquillamente allontanarsi lungo il fiume. Mignolina era così felice che cominciò a cantare dalla gioia. La udì una farfalla che si posò sulla ninfea. La fanciulla legò un capo di un nastro di seta del suo vestito intorno alla farfalla e l'altro capo alla foglia. La farfalla prese il volo e la foglia discese velocemente lungo il fiume. Ma anche un grosso coleottero aveva sentito cantare la fanciulla. Vedendo la sua bellezza, discese impicchiata, l'afferrò con le sue zampette e se la portò in cima a un grande albero. Mignolina era molto spaventata, ma non osava divincolarsi per paura di cadere. Il coleottero le diede del miele da mangiare. Le disse che era molto bella, anche se non somigliava affatto a un coleottero, e le chiese di sposarlo. Ma cambiò subito parere quando vennero a trovarlo delle sue amiche e commentarono: «Che brutta creatura, ha solo 2 zampe, sembra proprio un essere umano». Il coleottero si convinse subito che Mignolina era brutta davvero, perciò la portò in un prato e la piantò su una margherita. La fanciulla ora non sapeva proprio che fare. La strada di casa non l'avrebbe ritrovata mai, perciò decise di rimanere lì. Si intrecciò una maca di fili d'erba e l'attaccò al riparo di una foglia. Si nutriva del nettare dei fiori e beveva ogni mattina la rugiada sulle foglie. Passò così l'estate. Poi venne l'autunno e infine l'inverno. I fiori appassirono e anche i petali con cui erano fatti i vestiti di Mignolina. Non trovava più cibo con cui sfamarsi né un riparo e quando cominciò a nevicare ebbe proprio paura di morire di freddo, così decise di spostarsi. Coperta solo di una foglia avvizzita, la fanciulla si inoltrò in un campo di stoppie in cerca di qualche chicco di grano e si imbatté in un buco nel terreno dove viveva una topina di campagna. Mignolina tremava tutta e la pregò: «Per favore fammi entrare, ho tanto freddo e non ho niente da mangiare». «Oh, poveretta», esclamò la topina, «vieni qui al caldo e fermati a cena con me». La topina non aveva figli e si sentiva un po' sola, così le propose: «Puoi fermarti anche tutto l'inverno se mi aiuterai a tenere in ordine la casa e se mi racconterai una storia ogni giorno». Mignolina era molto contenta di stare con la topina. Si sentiva al sicuro, era un po' come essere di nuovo con la sua mamma nella casa di campagna. Ma un giorno
venne a far loro visita un vecchio talpone. La topina le raccontò che era molto ricco, che aveva una bellissima pelliccia nera e una casa 20 volte più grande della sua. Devi cantare per lui meglio che puoi, disse ancora alla fanciulla, e raccontargli le più belle storie che sai. È un ottimo partito il signor Talpa, e se ti sposasse saresti a posto per tutta la vita. Povera Mignolina, non aveva proprio voglia di sposare il talpone, ma la topina era stata tanto gentile con lei che lo intrattenne meglio che poté. Il signor Talpa rimase incantato dalla bellissima voce della fanciulla e la settimana seguente la invitò a cena insieme alla topina. Facendo strada, le condusse giù per un lungo cunicolo sotterraneo verso la sua tana, ma a un certo punto inciamparono in qualcosa. Il talpone aprì un piccolo blocco che dava all'esterno per vedere che cosa fosse. Ah, è solo una rondine morta. Brutto affare essere un uccello. Cantano tutta l'estate, poi quando viene l'inverno muoiono di fame. E con una delle sue tozze zampette la spinse da un lato. Ma a Mignolina dispiaceva molto per quel povero uccellino e continuò a pensarci anche quando il signor Talpa si mise a raccontarle delle barzellette. Quella sera, passando per tornare a casa, la fanciulla posò per un attimo l'orecchio sul petto della rondine e scoprì stupefatta che, anche se molto molto debolmente, il cuore della bestiolina batteva ancora. Dopo che la topina fu andata a letto, Mignolina ritornò in punta di piedi dalla rondine, la coprì con della paglia e le portò un po' d'acqua fresca da bere. Alla fine l'uccellino parlò. «Grazie, bambina. Ora sto molto meglio e presto sarò abbastanza forte per volare via». «No, fa troppo freddo fuori, moriresti subito. Devi restare qui». Così, durante tutto l'inverno, Mignolina curò la rondine malata e intanto raccontava le sue storie alla topina e cantava bellissime canzoni al signor Talpa. Durante tutti quei mesi freddi, la fanciulla non fece che desiderare l'estate. Aveva tanta voglia di uscire di nuovo all'aperto. Ma il primo giorno di primavera, la topina le comunicò una terribile notizia. Sei una ragazza molto fortunata, Mignolina. Ah, il signor Talpa ha chiesto la tua mano. Mignolina scoppiò in lacrime. «Non voglio sposare il signor Talpa, è così vecchio, e poi se lo sposassi dovrei vivere sempre sottoterra». «Stupidaggini!» squittì la topina. «Sarà un ottimo marito. Se ti sento dire altre sciocchezze del genere, ti assicuro che ti darò un bel morso». Il signor Talpa veniva a trovare Mignolina ogni giorno e la fanciulla era sempre più disperata. Non mancava che una settimana al matrimonio. Finché una sera, quando Mignolina andò a prendersi cura della rondinella, la trovò che si stiracchiava le ali. «Finalmente mi sento abbastanza forte per volare. Ti ringrazio, Mignolina, mi hai salvato la vita. Posso fare qualcosa per ricambiarti?» «Oh, per favore, portami via con te. Aiutami a sfuggire alla talpa». «Ma certo, salimi in groppa e ce ne andremo molto lontano da qui». All'alba aprirono l'oblò sull'esterno e via verso il sole nascente. Volarono molto in alto e molto lontano, finché raggiunsero un paese dove era già estate. Scesero in un prato di bellissimi fiori e l'uccellino posò Mignolina accanto a un bocciolo rosso e giallo. «Come sei bella!» esclamò all'improvviso la voce di un giovane. «Resta con noi!» Mignolina si volse a guardare in su e, molto stupita, vide dentro il fiore un bellissimo principe poco più alto di lei. Con un profondo inchino il principe si tolse la corona d'oro
e la mise in capo a Mignolina. «Vuoi restare con noi ed essere la nostra principessa dei fiori?» La fanciulla esitava, ma poi accorsero da ogni fiore del campo delle piccole fate con dei doni per lei. La più piccola e la più graziosa di tutte le regalò un paio d'ali in modo che lei potesse volare come loro. Il principe le chiese ancora: «Vuoi restare con noi ed essere la mia sposa?» Mignolina guardò i visi speranzosi delle piccole fate e il caldo sorriso del giovane. Sentì di potersi fidare di lui, perciò rispose: «Sì, certo». La giovane coppia fu molto felice e per tutta l'estate la rondine cantò per loro le sue più belle canzoni. Aldo in Arcadia. Un giorno in cui Aldo era molto indaffarato, qualcuno bussò con forza alla porta. Era il re. Aldo, devi aiutarci! La principessa è stata rapita! Leggi questo biglietto! Se rivolete la principessa, pagate 1 milione. Firmato i fratellacci del Picco dell'Avvoltoio. Aldo prese una rapida decisione. Non preoccupatevi, maestà. Ve la riporterò e senza il milione. Dopo aver volato per un po', Aldo esclamò: Guarda, aspirapolvere, ecco il Picco dell'Avvoltoio. Atterra lassù in cima. Guarda laggiù, ecco gli avvoltoi che trasportano i fratellacci. Ma dove avranno nascosto la principessa? Poi guardò dentro il picco dell'avvoltoio. Eccoti, principessa. Stai bene? Benissimo, adesso che sei qui, Aldo. Oh, Aldo, ma come facciamo a scappare da qui? Non preoccuparti, principessa. Per questo ci penserà l'aspirapolvere. Mamma mia, Aldo, i fratellacci stanno tornando. Che facciamo adesso? Lascia fare a me, principessa. Ci penso io. Non ti toccheranno più. Via di qui, crepe pelate! Strillò Aldo agli avvoltoi. Oh, mi arrabbio sul serio. Guarda, Aldo! Esclamò la principessa. Guarda com'è infuriato aspirapolvere. All'attacco! Stupidi uccelli! Strillavano i fratellacci. È solo una scatola di latta! Oh! Cosa abbiamo detto mai? Piagnucolarono i due ceffi. Ora si è arrabbiato sul serio! Aiuto! Aiuto! Urlavano i fratellacci. Stiamo precipitando in acqua! Visto, principessa? L'aspirapolvere le ha fatto vedere quel che sa fare una scatola di latta. Te la faremo pagare, Aldo! Minacciavano i fratellacci. Aspetta solo che ci asciughiamo un po'! Uff, Gridò loro la principessa ridendo. e chi ha paura di due bagnarole? Aldo, aspirapolvere, non so come ringraziarvi. Maestà, è stato un onore. Un
a scuola. C'era una volta una bambina a cui non piaceva affatto andare a scuola. Usciva di casa sempre in ritardo e poi naturalmente doveva correre. Una mattina, girando l'angolo di corsa, come al solito, si trovò di fronte un enorme leone che la guardava con i suoi occhi gialli e le mostrò dei denti affilati come coltelli. «Se non vuoi che ti mangi», le disse con un ruggito, «portami a scuola con te». «Ma la maestra non vuole che portiamo a scuola i nostri animalini», rispose accorata la bambina. «Ma io non sono un animalino», replicò il leone. Fece un altro ruggito e mosse la coda di qui e di là, molto arrabbiato. «Beh, va bene allora», acconsentì la bambina. «Però mi ci porti in groppa, d'accordo?» «Bra, d'accordo», disse il leone. Così, reggendosi alla criniera, la bambina arrivò a scuola in groppa alla sua straordinaria cavalcatura. Entrarono in classe proprio mentre la maestra faceva l'appello. Quando li vide, si zittì e disse alla bambina: «Lo sai che non è permesso portare gli animalini a scuola?» Il leone cominciò a muovere la coda di qui e di là e la bambina disse in fretta: «Ma non è un animalino, è un mio amico che viene a scuola con me». «Allora va bene, e come si chiama?» «È Noel», rispose pronta, pronunciando la parola leone all'indietro, poiché sapeva che non sarebbe mai riuscita a convincere la maestra che si trattava di un leone vero. La maestra scrisse Enoel sul registro e continuò a fare l'appello. «Elisabetta Scotti», chiamò. «Presente», rispose la bambina. «Enoel», chiamò la maestra. «Presente», rispose il leone, cercando di aprire la bocca il meno possibile per evitare che la maestra vedesse i suoi denti aguzzi come punte di coltelli. Poi si sedette buono buono nel banco vicino alla sua piccola amica. Durante la ricreazione, la bimba se ne stette in un angolo del campo da gioco col suo leone. «Perché non giochiamo anche noi con gli altri?» chiese il leone. «Perché ci sono dei bambini grandi così maneschi che mi fanno sempre cadere». «A me non mi farebbero cadere di certo», esclamò il leone con un ruggito. «E poi c'è un bambino», continuò la piccola, «il più alto di tutti, che chiamano il grosso, che mi dà gli spintoni apposta». «Qual è? Fammelo vedere». «Quello con la V sul maglione». «Ah!» fece il leone. «Così è lui, il grosso, eh?» Proprio in quel momento, il grosso si mise a correre intorno a loro e ogni volta il cerchio si stringeva e lui si avvicinava di più alla bambina. «Vattene via!» gli disse il leone. «Fai cadere la mia amica!» «No!» rispose il grosso con uno sberleffo. La bambina si nascose dietro al leone che cominciò a muovere la coda di qui e di là. Il grosso veniva sempre più vicino finché il leone con un ruggito gli mostrò i suoi denti affilati come coltelli. Il grosso si fermò di botto, sbalordito. Il leone spalancò ancora di più la bocca. Il grosso impallidì. Poi il leone cominciò a ruggire. E ruggì, in modo sempre più spaventoso. I maestri uscirono tutti per vedere che cosa stesse succedendo e i bambini smisero di giocare e si tapparono le orecchie con le mani. Al grosso si rizzarono i capelli in testa e, presa la fuga, scappò come un razzo dal campo di gioco, fuori dalla scuola e giù per la strada, e non si fermò finché non arrivò a casa dalla sua mamma. La bambina uscì finalmente da dietro il leone. Beh, non avrò più paura del grosso, questo è poco ma sicuro. «Oh, mi fa molto piacere», rispose il leone.
e se ne andò via tranquillamente. La bambina lo chiamò, ma lui non rispose. Se ne andò e basta. La bambina non rivide mai più il leone, ma la cosa non la rattristò troppo, perché adesso la scuola le piaceva molto. Capitan Bones. In una calda serata estiva di tanto tempo fa, un ragazzino di nome Pip sedeva sui gradini della locanda al nido del corvo. L'orologio del campanile batteva le 10. Nella locanda lo zio Ned parlava con uno sconosciuto e Pip ascoltava 3 pescatori raccontare delle storie fantastiche. Capitan Bones! Esclamò il più alto dei 3. Ecco come si chiamava! Capitan William Bones! È stato impiccato 100 anni giusti oggi per aver fatto naufragare delle navi su questi scogli e averle depredate dopo aver assassinato i marinai. È sepolto nel cimitero della chiesa e c'è chi dice che la sua anima giri ancora senza trovare pace. Qualcuno l'ha mai visto? Chiese Pip un po' scosso. Certo, ragazzo, io l'ho visto, e com'era brutto, con intorno al collo le catene con le quali è stato impiccato. Pip era così impressionato che scattò in piedi di colpo. Il pescatore rise. Chissà, potrebbe venir fuori anche stanotte, ragazzo. Lo fa spesso con la luna piena. Perciò farei meglio a startene ben tappato in casa. Finito di ingollare la birra, i 3 marinai se ne andarono. Anche lo sconosciuto se ne era andato e lo zio Ned stava riordinando. Pip ripulì i tavoli, spense gli stoppini delle lampade a olio e se ne andò di sopra. Notte, zio Ned! Buonanotte, Pip, e sogni d'oro. Ma con la luna piena e il rumore delle onde che si frangevano sulle rocce, Pip non riusciva a chiudere occhio. Dopo più di un'ora si decise. Si rivestì e, uscendo dalla finestra, scivolò giù lungo la grondaia fino a terra. Quando fu arrivato al cimitero della chiesa, Pip udì il verso del gufo e una nuvola offuscò la luna. Scavalcato il muretto, Pip lesse nella penombra ogni lapide, in cerca di quel nome, Bones. Alla fine la trovò nell'angolo più lontano del cimitero. Era una grande tomba quadrata, seminascosta da un vecchio albero e circondata da un cancelletto in ferro battuto. La luna uscì di nuovo dalle nuvole e Pip lesse chiaramente Capitan William Bones. Mentre cercava di decifrare le altre parole sulla lapide, improvvisamente il cancelletto si aprì e Pip rotolò dentro il recinto fino alla lapide, sulla quale c'era una grossa maniglia di rame. Col fiato sospeso, Pip l'afferrò e la tirò con forza. La massiccia porta si aprì cigolando. Con stupore, il ragazzo si trovò in cima a una lunga scalinata che si perdeva nel buio. L'aria era stantia e un pipistrello uscì stridendo dall'ombra, sfiorandogli i capelli. Pip rabbrividì, ma non poteva fermarsi adesso. In punta di piedi cominciò a scendere, guidato da un tenue raggio di luna. Poi, di colpo, la pietra gli si richiuse alle spalle con un tonfo. Era intrappolato nel buio. Ora non poteva che continuare a scendere. I gradini erano in parte coperti di muschio, ma Pip riuscì egualmente a procedere aggrappandosi a una corda fissata al muro. La scala era interminabile e si inoltrava sempre più profondamente nelle viscere della terra.
Poi Pip sentì il rumore del mare. Vide la luna brillare su una bianca distesa e si trovò in una grotta, la cui entrata era in parte ostruita da un grosso masso. Pip si ritrovò su una spiaggetta circondata dagli scogli. Non c'era traccia di sentiero, ma almeno era all'aperto e poteva cercare una via d'uscita, magari andandosene a nuoto. All'improvviso vide la luce di una nave e gli si gelò il sangue. Una barca stava in quel momento doppiando il capo e gli veniva incontro. Ritto a bordo, vide uno scheletro con una pesante catena intorno al collo e una lanterna in mano. Era il fantasma del Capitan Bones. Pip fu preso dal terrore e si accucciò dietro al masso. Due spaventose figure bianche remavano silenziosamente e guidarono la barca a riva. Lo scheletro saltò a terra e si guardò intorno sospettoso. Infine si diresse a grandi passi proprio verso la caverna. Pip si fece ancora più piccolo, incapace di muoversi, mentre quell'orribile apparizione gli veniva incontro, con gli stivaloni che scricchiolavano sulla sabbia. Quand'ecco una lunga mano ossuta, tentò di afferrarlo per i capelli. Io sono Bones, Capitan Bones, pirata e assassino! Che cosa ci fai tu sulla mia spiaggia? Pazzo di terrore, Pip schizzò in piedi e via su per le scale ammuffite più in fretta che poté. Più volte scivolò, graffiandosi dolorosamente le ginocchia, ma subito si rialzò e ricominciò a salire. Dietro di lui veniva il fantasma, con un gran fragor di catene e i tonfi degli stivaloni sui gradini. Pip correva sempre più veloce, col cuore che gli batteva furiosamente, ma si chiese terrorizzato che cosa avrebbe fatto una volta arrivato in cima alle scale, ora che la pietra tombale si era richiusa. Il fantasma, mentre gli si avvicinava, continuava a sbraitare. Sono Bones, Capitan Bones, pirata e assassino! Pirata e assassino! Proprio quando Pip stava per giungere in cima alle scale, la pietra tombale si spalancò ed ecco apparire lo sconosciuto della locanda, lo zio Ned e altri uomini, tutti armati di moschetto. Il fantasma lanciò una bestemmia e si riprecipitò giù dalle scale. Qualcuno afferrò saldamente Pip per un braccio e lo trascinò fuori. Ok, ragazzo, adesso sei al sicuro. Ora resta qui mentre noi ce la vediamo col Capitan Bones. A un cenno dello sconosciuto, gli uomini si lanciarono giù per le scale. Pip, esausto, si buttò a sedere sotto al vecchio albero per riprendere fiato. Quando si fu un po' calmato, lo zio Ned gli spiegò quel che era successo. Quegli uomini che hai visto non erano fantasmi, Pip, ma contrabbandieri. E quel signore che c'era alla locanda è un doganiere. Sta dando loro la caccia da settimane e oggi ha ascoltato con molto interesse il racconto di quei marinai, proprio come te. Quando ha sentito che stanotte il fantasma poteva anche comparire, ha deciso di radunare i suoi uomini e di mettersi in azione. E ha chiesto anche a me di unirmi a loro. Qualche momento dopo, 3 figure ammanettate vennero trascinate su per gli scalini e fuori all'aperto. L'uomo più alto portava un costume nero con sopra disegnato uno scheletro. E quando gli tolsero il cappuccio, Pip riconobbe il pescatore che gli aveva raccontato la storia di Capitan Bones nella locanda meno di 3 ore prima. Il campanile batteva l'una quando finalmente Pip ritornò a casa con lo zio Ned. Mentre si spogliava, Pip vide lo zio assicurare la maniglia della sua finestra con un robusto spago. «Voglio essere sicuro che tu non scappi più per stanotte», disse ridendo al ragazzo. A Pip la cosa non dispiacque affatto, perché le maledizioni di Capitan Bones gli suonavano ancora nelle orecchie ed era ben felice di essere a casa al sicuro. E finalmente
Mentre il gufo ripeteva il suo verso e le onde si frangevano sugli scogli laggiù sulla riva, Pip si addormentò. Dove può nascondersi un elefante? Un giorno Morris, l'elefante, stava giocando a nascondino con i suoi amici. Ma a Morris non piaceva affatto giocare a nascondino, perché era sempre il primo ad essere scoperto. «T'ho visto, Morris!» gridava subito qualcuno. «Non è giusto», si lamentava Morris. «Io sono troppo grosso, come faccio a nascondermi?» Proprio in quel momento arrivò trafelato un uccellino. «Presto, andate a nascondervi, i cacciatori stanno risalendo il fiume!» «Oh, santo cielo!» esclamò Morris. «E io dove mi nascondo?» «Non ti preoccupare», gli disse la tigre. «Sdraiati nell'erba alta e non ti vedranno. Guarda me». La tigre si sdraiò nell'erba. Le sue strisce scure sembravano macchie d'ombra e l'animale era quasi completamente mimetizzato. Ma quando ci provò anche l'elefante, spuntava quasi tutto fuori. «Sembro anch'io delle macchie d'ombra?» chiese Morris speranzoso. «No», risposero gli altri animali, «sembri un elefante che spunta dall'erba». «Oh, cosa posso fare?» si disperò Morris. A questo punto una scimmietta gli suggerì: «Perché non sali in cima ad un albero? I cacciatori non penseranno mai di cercarti lassù. Vieni con me». La scimmietta si arrampicò velocemente e sparì tra le foglie. Ma quando Morris tentò di imitarla, l'albero si piegò quasi fino a terra e le foglie non lo nascosero proprio per niente. «No, non va neanche così», sospirò Morris. «Ma grazie lo stesso». Allora parlò una tartaruga. «Senti, Morris, prova a startene fermo e sembrerai un sasso. Guarda come faccio io». La tartaruga ritirò la testa, gambe e coda e non si mosse più. «Fantastico!» esclamò Morris. «Sembri davvero un sasso». «Naturalmente, adesso provaci tu». Morris fece del suo meglio per rannicchiarsi il più possibile, ma per quanto si sforzasse sembrava sempre un elefante, sia pure rattrappito. «Santo cielo, i cacciatori stanno arrivando e io non so ancora dove nascondermi». Ma ecco che saltò fuori uno struzzo. «Quante storie! È facile nascondersi, basta ficcare la testa nella sabbia e nessuno ti troverà mai». Morris ci provò subito, fece un gran buco per terra e ci ficcò la testa, ma la ritirò fuori quasi immediatamente, tossendo e sputacchiando. «Neanche questa è una buona idea. Mi si riempie la bocca di sabbia e non riesco a respirare». «Certo che non è una buona idea, stupido struzzo», commentarono gli altri animali. «Vi si vedeva tutti lo stesso». Poi fu la volta di un babbuino. «Nasconditi nella mia caverna, è così buio là dentro che nessuno ti troverà». Ma Morris non c'entrava tutto nella caverna e il pezzo che rimaneva fuori aveva proprio l'aspetto della metà di dietro di un elefante. «Ma che cosa posso fare?» piagnucolò Morris. «I cacciatori sono vicini». «Senti, Morris, gli disse allora un vecchio pappagallo, io ho un po' di penne che non uso più, forse se te li appiccichi addosso potresti passare per un uccello». Morris si rotolò subito nel fango e poi si buttò sul mucchio di penne. «Come sto? Sembro un uccello?»
Gli altri animali si rotolarono per terra dal gran ridere. Altro che uccello, sembri un elefante con le penne, ecco cosa sembri. Morris adesso era proprio disperato e cominciò a piangere. I suoi amici cercarono di consolarlo. Su, vedrai che qualcosa troveremo. Aiutarono l'elefante a ripulirsi e stettero con lui tutta la notte per cercare di trovare una soluzione, ma non la trovarono. All'alba ritornò l'uccellino. I cacciatori stanno arrivando, perché siete ancora qui? Perché non riusciamo a trovare un nascondiglio adatto a Morris, risposero gli animali. Vieni con me, disse l'uccellino all'elefante. Forse ho trovato. E portò Morris al fiume. Vai dove l'acqua è profonda e siediti, ordinò. Ma negherò, protestò Morris. No, se terrai fuori la proboscide. E adesso sbrigati, stanno arrivando. Morris corse zampettando in mezzo al fiume e si sedette. E proprio in tempo, perché un attimo dopo ecco i cacciatori arrivare nella loro canoa. Gli altri animali, dai loro nascondigli, osservavano l'imbarcazione avvicinarsi sempre di più al punto in cui la proboscide di Morris spuntava appena dall'acqua. L'uccellino spiccò il volo e andò a posarsi sul naso di Morris. Questo solleticò l'elefante, che fece un gran starnuto. I cacciatori smisero di remare e si volsero sorpresi verso l'uccellino, posato su quel che sembrava un tronco affiorante dall'acqua. «Hai sentito come ha starnutito quell'uccellino?» disse uno dei due. «Perbacco, sembrava quasi un elefante!» I cacciatori si fecero una gran risata e si allontanarono fino a scomparire dietro l'ansa del fiume. Che felicità scoppiò fra gli animali, e il più felice di tutti era Morris, perché aveva finalmente trovato un formidabile nascondiglio. Si dettero alla pazza gioia per tutto il giorno, e quando crollarono esausti, Morris era ancora pieno di energie. «Dai, facciamo ancora un gioco», incitava allegramente gli amici. «Che ne direste di giocare a nascondino, eh?»